Buonasera, siamo arrivati al quarto appuntamento con il professor Canali, parleremo del delitto Matteotti, dialogherà con Daniele Seschin, intanto se si ritrova qua. Il prossimo appuntamento, lo ricordo, è il 13 maggio, perché finalmente il libro è uscito, anzi esce tra 3 giorni, quindi un libro sulla storia della Resistenza di Filippo Focardi e Santopelli. Io lascio la parola a Daniele. Grazie. Grazie e buonasera a tutti e anche da parte mia. Benvenuto a Eurocanali e benvenuto a Moriano. È davvero un benvenuto perché con l'associazione Omega in questi mesi abbiamo molto ragionato sull'iniziativa da fare rispetto alla figura di Giacomo Matteotti. Non ce ne siamo occupati l'anno scorso quando cadeva l'anniversario tondo, il centenario dell'uccisione di Matteotti. Lo abbiamo voluto fare quest'anno all'interno di una rassegna che ricorda l'80° della liberazione, quindi sappiamo che fra poco più di 2 settimane cade il 25 aprile, che per noi è una data fondante della nostra storia, della nostra Repubblica, e quest'anno il ciclo è dedicato alla storia della Resistenza, alla storia del 43-45, ma abbiamo voluto inserire un antifascista come Giacomo Matteotti, quindi era un modo per recuperare quello che non avevamo fatto l'anno scorso e di farlo, anche questo ci teniamo a dirlo, con lo studioso che meglio di altri conosce in Italia il delitto Matteotti. Mauro Canali, già docente all'Università di Camerino, ha studiato per molto tempo il fascismo, è uno dei storici più autorevoli che abbiamo in Italia sul fascismo. Si è occupato in particolare del delitto Matteotti, ma non solo. È autore di diverse pubblicazioni, di molti libri che sono usciti anche per editori importanti come il Mulino. Il Mulino è proprio l'editore di questo volume. Ne cito solo uno, Le spie del regime, un libro uscito ormai 20 anni fa, mi pare nel 2004, ed è il primo libro completo sulla struttura repressiva del regime, quindi un sacco di fonti, un sacco di documentazioni, un sacco di dati. Il nostro apprezzamento va a Mauro Canali perché è uno storico che si basa sui documenti. Non è così usuale oggi andare in archivio, stare in archivio. Mauro Canali non pubblica un libro all'anno, ne pubblica 1, 2, 3 anni, perché il resto del tempo lo passa in archivio, l'ho passato in archivio. Io ho un bel ricordo di lui perché tanti anni fa, quando vivevo a Roma per le mie ricerche, era il primo ad entrare alle 9 di mattina all'archivio centrale dello Stato ed era l'ultimo ad uscire. E questo l'ha fatto per anni, lo faceva quando c'ero io, per poco, ma l'ho fatto per anni e ha, diciamo, nelle sue ricerche è sempre partito dai documenti. Oggi ci sono dei storici, anche molto affermati, che fanno i libri, scrivono i libri con altri libri. Si fa poca fatica. La fatica sta nel fare la ricerca, nel non credere che il documento dica tutto, però il documento è il punto di partenza per una seria ricerca storica. Quindi abbiamo qui questa sera la fortuna di avere lo storico che più di altri conosce la figura di Matteotti e ci ha spiegato attraverso questo libro. Il delitto Matteotti è la seconda edizione, ma è l'edizione quella più agile, quella anche più completa. La prima è uscita ormai 30 anni fa. Ci spiega nei dettagli perché è stato ucciso Matteotti. Noi conosciamo una risposta perché è la risposta che leggiamo in tutti i manuali di storia, anche il manuale di scuola media.
ci spiega che Matteotti è stato ucciso perché era il principale oppositore di Mussolini. Non è questa, diciamo, non è questo il movente principale, non è il solo movente, e Mauro Canali in anni e anni di studio, di studi, ricerche fatte non solo in Italia ma anche all'estero, ci dimostra che c'è un altro movente, c'è un'altra motivazione ancora più forte e a mio parere ancora più convincente. Quindi questo ce lo racconterà questa sera, e per questo fortemente voluto la sua presenza questa sera. Io comincerei chiedendoti, Mauro, perché Matteotti? Perché hai cominciato ad occuparti di questa figura, una figura certo importante nella storia d'Italia, e perché lo hai fatto tu e non l'hanno fatto ad esempio altri storici? Sei partito tanti anni fa, però volevo capire qual era da dove è partito il tuo interesse. Buonasera, intanto ringrazio tutti, ringrazio i presenti, ringrazio gli organizzatori, Daniele, per questo invito, l'ho accolto molto volentieri, anche perché parlare di Matteotti in questo anno che è passato, parlando di molti posti, ho girato parecchio per portare la figura di Matteotti, mi sono reso conto che Matteotti è il personaggio che ancora colpisce, che emoziona la sua vita, la sua fine, e molto attuale, a mio avviso, molto attuale. Quindi ne parlo sempre molto volentieri, oltre ad averne scritto. Ma per rispondere alla domanda che mi faceva Daniele, io mi sono avvicinato diciamo, al tema storico, al nodo storico del delitto Matteotti, diciamo, passando per una figura che apparentemente sembra secondaria in questa storia, ma non lo è. Tra l'altro portata di nuovo alla ribalta dall'ultima fiction di M, questa che hanno di Scurati, diciamo la fiction un po' dell'inglese, ma Scurati ha fatto la sceneggiatura, comunque ha contribuito alla sceneggiatura, che è la figura di Cesare Rossi. Cesare Rossi che in effetti la fiction insomma presenta molto male, presenta addirittura fisicamente diverso da quello che è la realtà, e comunque era il consigliere di Mussolini, e lo è stato il consigliere di Mussolini fino al delitto Matteotti, e lui è una delle figure che viene travolta dalla crisi Matteotti, dalla crisi del fascismo. Io mi ero avvicinato a lui, a Cesare Rossi, a cercare di capire, partendo da un libro precedente. Purtroppo la storia è così, ciliegia dopo ciliegia, si arriva poi ai nodi principali, ma Rossi mi aveva sempre incuriosito perché non veniva citato molto sui libri del fascismo, però si capiva che fino al 24 era stata una figura centrale. Ora, Cesare Rossi porta al delitto Matteotti perché Cesare Rossi, essendo diciamo fedelissimo di Mussolini, lo stava seguendo sin dal 14, da quando Mussolini lascia il Partito Socialista, apre questo suo giornale, Il Popolo d'Italia, e passa anni e bagagli nel campo interventista. Rossi, che veniva dal sindacalismo rivoluzionario, entra, diciamo, tra i fedelissimi e ci rimane per questo decennio fino al 24. E Mussolini lo gratifica appunto una volta presa il potere con la marcia su Roma, lo chiama a Roma in una funzione apparentemente secondaria, cioè capo dell'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, ma in realtà capo della cella fascista. Lui è il capo dell'ufficio stampa, ma il secondo lavoro, quello vero e quello nascosto, è gestire una polizia politica che Mussolini, andato al potere, costituisce subito. Mussolini ancora non si fida nel 22 della polizia, quella dello Stato, perché non la considera naturalmente ancora fascistizzata, e quindi che cosa fa? Istituisce, si circonda di una serie di fedelissimi
in genere tutti ex arditi milanesi, che li fa venire a Roma e li incarica dei lavori sporchi, cioè di colpire gli antifascisti più irriducibili. E a chi affida, diciamo, l'incarico di avere rapporti con questi uomini? A Cesare Rossi. Cesare Rossi e Giovanni Marinelli. Marinelli era il segretario amministrativo del PNF, pagava. Rossi era la mente politica. Quindi Mussolini non dava ordini direttamente a Dumini, Volpi e questo gruppo, ma li faceva pervenire tramite Cesare Rossi. Questo non significa che non avesse rapporti Mussolini con questi uomini, li aveva, perché quando poi scoppia lo scandalo del delitto e si comincia a fare l'istruttore delle indagini, viene fuori, viene a galla tutta la consuetudine di rapporti che Mussolini aveva avuto con gli assassini. Questi andavano al Palazzo Chigi, erano i padroni, giravano con padronanza negli ambienti della Presidenza del Consiglio, pacche sulle spalle da parte di Mussolini, del tu, del voi, insomma, voglio dire, erano di casa alla Presidenza del Consiglio, ma l'uomo che dava gli ordini a loro è Cesare Rossi. Quindi ho scritto una biografia di Cesare Rossi, inevitabilmente l'ho conclusa con la caduta rovinosa politica di Cesare Rossi, perché il delitto Matteotti, quando esplode lo scandalo, Mussolini è molto abile a scaricare a mare tutti i più compromessi uomini politici che avevano eseguito i suoi ordini, ma che per salvarsi lui scarica a mare. Rossi è uno di questi. Quindi mi avvicino al delitto Matteotti attraverso la figura di Cesare Rossi. Voglio dire una cosa. Fino alla biografia di Rossi, De Felice mi seguì, riuscì a seguirmi. Poi si è ammalato. Quando ho cominciato il delitto Matteotti, lui si ammalò poi e non ha potuto vedere la fine del mio lavoro. Io l'ho dedicato a lui, però naturalmente il libro. Ma lui volle farmi la prefazione al Cesare Rossi, appunto dicendo il delitto Matteotti è ancora un nodo da capire, forse i canali, a modestia, diciamo, mi rendo un pochino immodesto ai nostri occhi, ma De Felice mi disse esplicitamente Canali, forse con lo studio che ha fatto di Cesare Rossi, è l'unico che può oggi avvicinarsi a tutti i misteri del delitto Matteotti. Praticamente mi ha rovinato, nel senso che mi ha spinto su questo problema, sapendo perfettamente che sul delitto Matteotti i documenti non erano consultabili. Cioè, mentre quindi siamo attorno agli anni 90, metà degli anni 90, fine anni 90, per una legge archivistica assurda, gli atti istruttori del delitto Matteotti non potevano essere consultati perché dovevano passare 70 anni. 70 anni perché lo consideravano un volgare fatto di sangue, per cui, siccome poi contavano, gli anni li contavano dal 46, quindi dal secondo processo Matteotti, quello che verrà celebrato è caduto il fascismo. Quindi 46, 70 anni, 2016. E qui torniamo al discorso dei documenti, se non che leggendo Salvemini si dedica molto al delitto Matteotti, a Matteotti e a Cesare Rossi e al delitto Matteotti, e scrive queste lezioni da Harvard, che è un libro molto bello. Mi ero reso conto, mi soffermo un pochino su questa cosa perché è indicativa un pochino poi del discorso che facevi tu tra divulgatore e storico. Il Salvemini citava, virgolettando, dei passaggi che non mi tornavano, non erano nelle sue opere, e lui non citava la fonte. Quindi capii che lui stava citando documenti che aveva lui. Quindi a questo punto, siccome avevo letto un trafiletto su un giornale dell'epoca, del 26, un trafiletto che diceva il professor Salvemini sta lasciando Londra, perché Salvemini già era esule
del 26, sta lasciando Londra per andare a Boston a ricoprire una carica all'MIT, ad insegnare all'MIT, e ci lascia la London School of Economics tutti i suoi documenti. Quindi io a questo punto sono andato a Londra, quasi a colpo sicuro, ho chiesto i documenti che Salvini mi aveva lasciato e veramente con sorpresa, anche se ero sicuro, con sorpresa mi sono trovato di fronte a copia di tutti gli atti istruttori che a Roma non ci facevano vedere, che erano chiusi. Cioè, quando Salvini capisce che strada stava prendendo nel 26 il processo Matteotti, capisce che quei documenti che erano stati raccolti dalle indagini sarebbero finiti, sarebbero spariti, aveva chiesto all'avvocato di parte civile della famiglia Matteotti, che era un compagno di Matteotti, Modigliani, aveva chiesto, e lui aveva accesso alle carte, aveva chiesto di fare copia fotografica di tutti i documenti. Modigliani di nascosto che aveva fatto questa copia e gliel'aveva mandata di nascosto a Salvini a Londra. Salvini l'aveva sviluppata e quando sono arrivato questi della London School mi portano 8 binder dove ci stavano tutti gli atti istruttori. Io ho fatto il primo libro sul delitto Matteotti, l'ho scritto sugli atti istruttori che ho trovato a Londra. Questi atti istruttori della London School of Economics. Adesso quelli di Roma li fanno vedere perché è inutile seguitare a conservarli, ormai l'ho pubblicato e tutto quanto. A questo punto hanno liberalizzato anche l'accesso ai documenti, agli originali che sono a Roma, che sono 84 volumi di atti istruttori che vanno dal documento della Velia Matteotti che denuncia il non ritorno a casa del marito e vanno fino al processo di Chieti del 26, quindi coprono tutto questo periodo, sono 84 volumi di atti istruttori. Lì bisogna avere la pazienza di andare a consultarli, a esaminarli, a studiarli, a leggere, perché non si tratta solo poi di farli vedere, si tratta di interpretarli e, come dire, in qualche modo tirare fuori il succo da questo, cosa che, dico francamente, io l'archivio di Stato di Roma lo bazzico, non ho visto molti miei colleghi che scrivono su Matteotti venire a consultare queste carte, mi sbaglierò, ma insomma questa è la mia, come dire, la mia percezione. E anche la mia, Mauro, ci hai raccontato una storia che dice molto della politica culturale che fa anche questo paese rispetto alla storia e rispetto anche alla ricerca storica. Ci hai parlato di Cesare Rossi, questa figura che attraversa, è un compagno di strada di Mussolini nel passaggio dal sindacalismo rivoluzionario fino al fascismo, e ci hai parlato di Lorenzo De Felice, il tuo maestro, quello che ha scritto una monumentale biografia di Mussolini che è scomparso alla metà degli anni 90, proprio mentre tu ti accingevi a dare alle stampe, appunto, proprio nel pieno della ricerca sul delitto Matteotti. Allora avviciniamoci al delitto e facciamo un attimo una fotografia di quella che è la situazione politica alla vigilia del delitto. C'è stata la marcia su Roma, c'è stato il primo governo Mussolini, che era un governo fondamentalmente di coalizione. Mussolini aveva pochissimi parlamentari, quelli eletti nel 21, c'è la legge Acerbo nel 23 che cambia, cambia le regole del gioco finché si arriva alle elezioni, quelle della primavera del 24, che consegnano praticamente a Mussolini una maggioranza solida, schiacciante, una Camera che è fondamentalmente fascistizzata. Chi non apparteneva all'NF comunque era un sostenitore, comunque era entrato nel listone, e c'erano entrati un po' tutti in quel listone fascista, no? Però dacci un attimo una fotografia di quello che è la forza di Mussolini alla vigilia del delitto Matteotti e anche come è combinata l'opposizione, perché il Matteotti socialista non è un Matteotti che all'interno del Partito Socialista ha fatto un lungo viaggio anche all'interno del mondo socialista, non è il Partito Socialista delle origini,
perché lui poi ne era uscito nel 22 proprio alla vigilia della marcia su Roma, quindi darci un po' un quadro dell'opposizione a quello che non è ancora il regime, ma è il governo Mussolini che sta per diventare qualcosa. Si sta imponendo. Mussolini va al potere per la debolezza degli avversari, per la divisione degli avversari. Bisogna tener conto che dal Partito Socialista originario erano nati 3 partiti che si richiamavano tutti e che si battevano l'uno contro l'altro in modo feroce. Questo è stato un po' sempre il destino della sinistra, c'è il DNA, questa corsa a essere chi è più rosso dell'altro, a dare lezioni di essere rossi e perdere di vista che l'avversario fa un discorso esattamente opposto. Quindi anche allora si era di fronte a questa situazione. C'era stata una prima scissione, quella del 21, del gennaio del 21, che aveva dato vita al Partito Comunista. E poi, a poche settimane, qui è veramente il suicidio politico, a poche settimane dalla marcia su Roma, attenzione, i riformisti non se ne vanno, vengono espulsi dai massimalisti. Cioè non è che i riformisti Turati e Matteotti se ne vanno di loro volontà, vengono espulsi con una mozione. I massimalisti al congresso di Roma dei primi di ottobre del 22 con una mozione cacciano i riformisti, dicono ve ne dovete andare. Il fondatore del partito, Uno dei fondatori del partito. Io aggiungo che forse Turati avrebbe fatto bene ad andarsene molto prima e forse avremmo, come dire, evitato una serie di disgrazie, a mio avviso. Comunque, a poche settimane dalla marcia su Roma nasce il terzo partito di estrazione socialista, il Partito Socialista Unitario, e chiamano alla segreteria, chiamano Matteotti. Anche qui la scelta, a mio avviso, una scelta suicida, nel senso che in genere il segretario di un partito popolare è quello che, come dire, in qualche modo fa da cerniera o comunque da fuoco centrale rispetto alle posizioni che vengono a delinearsi dentro il partito stesso, è l'uomo che è il collante, diciamo, no? Delle varie tendenze. Matteotti era tutt'altro. Matteotti era schierato a sinistra del Partito Socialista Unitario ed era decisamente contro la destra del Partito Socialista Unitario. La destra del Partito Socialista Unitario erano dei dirigenti sindacali, era la componente socialista della CGIL, erano i vari Baldesi, D'Aragona, Colombino, attenzione, tutta gente che poi collaborerà con il regime fascista, i quali spingevano per entrare nel governo Mussolini. Quindi facevano una battaglia interna al Partito Socialista Unitario, al partito di Matteotti, e la battaglia di Matteotti, una battaglia che lo logora in quei 2 anni, è una battaglia che è verso l'esterno contro il fascismo e verso l'interno contro quell'ala sua del suo partito che voleva collaborare con il governo Mussolini. Una battaglia logorante per 2 anni, quindi ne stavamo commentando prima, la figura nel 24 Matteotti si vede fisicamente logoro per l'età che ha. E perché? Perché la battaglia è una battaglia durissima, perché ad ogni piezo spinto è costretto a minacciare le dimissioni se qualora avvenisse questa, diciamo, convergenza su Mussolini da parte di alcuni settori del partito. Lui era un deciso antifascista. Perché? Perché l'abbiamo detto, l'hanno detto tutti quelli che hanno studiato Matteotti. Matteotti aveva capito, forse tra i primi in Italia, la natura del fascismo, la natura, diciamo, che spingeva al regime totalitario e quindi l'avversione verso il fascismo, un'avversione consapevole. Lui aveva visto nel suo Polesine, aveva visto la faccia più brutale del fascismo
la faccia squadristica. I squadristi del Polesine lo avevano anche più volte pestato, più volte. Quindi quel fascismo cosiddetto agrario era il fascismo che era al servizio degli agrari, fondamentalmente, al servizio degli agrari del Polesine. Quindi Matteotti aveva conosciuto quel fascismo, l'aveva conosciuto bene e sapeva quale fosse la tendenza di quel fascismo al totalitarismo, cioè all'occupazione totale del potere, e quindi non intendeva venire a nessun patto. Matteotti sarà il nemico più acerbo, più aspro del fascismo, su posizioni decisamente antifasciste, in ogni discussione. Dice: non possiamo discutere col fascismo, il fascismo vuole andare al potere, vuole prendere il potere e vuole soprattutto cacciare gli altri dal potere e occupare lo Stato completamente. Quindi Matteotti e il fascismo sono, diciamo, due termini in opposizione totale, in opposizione completa. Attenzione che il fascismo nel 24 non era un fenomeno, quello che poi conosceremo, perché già lo sottolineavi te, Mussolini va al governo con un governo di coalizione, cioè anche alle elezioni del 24 le liste governative sono piene di uomini conservatori, di uomini liberali di destra, chiamiamoli. Addirittura uno dei componenti del governo di Mussolini sarà Gronchi, del Partito Popolare. Poi a un certo momento se ne andrà, c'entra nel governo. Quindi quel fascismo era molto difficile capirne la natura profonda. Lui lo vive, lo ha vissuto nel Polesine, ne ha visto la faccia brutale, non a tutti, e quindi si oppone al fascismo. E il fascismo riconosce in lui l'avversario che non... Ce ne stanno anche altri in Parlamento, ricordo Gramsci, ricordo Amendola, altri partiti, ma diciamo la consapevolezza che Matteotti ha capito bene la natura del fascismo e di Mussolini stesso, io penso che quella acutezza di giudizio non l'abbiano avuta ancora gli altri, non l'abbiano colta in quel momento ancora gli altri. Ora, le elezioni del 6 aprile, questo è un passaggio importante. Perché Mussolini va al governo, quando fa il suo governo in realtà ha soltanto 36 deputati, cioè le elezioni precedenti, quelle del maggio del 21, avevano dato il movimento fascista che si era presentato aveva preso voti per portare alla Camera 35 deputati, era la minoranza della minoranza. Con questo gli era andato al governo, quindi il Parlamento che al 28 ottobre 22, con la marcia azzurra, il Parlamento che ha di fronte Mussolini è un Parlamento in cui i suoi uomini sono 35 e tutto. Il resto possono essere sì simpatizzanti, ma di altre formazioni politiche. Quindi si pone subito il problema di come rafforzare la sua presenza. E la cosa più facile è cambiare la legge. Intanto ci tornano anche, come dire, no? Sembra quasi un gioco a rievocare, a ripetere. Si cambia la legge, quindi la legge elettorale va cambiata e si introduce il maggioritario, la famosa legge Acerbo. La legge Acerbo diceva che il primo partito che raggiunge il 25% dei voti si prende i 2/3 del Parlamento, e questa legge naturalmente era fatta ad hoc. Mussolini si muove, si allea, fa il suo famoso listone, vince inevitabilmente e si prende i 2/3 del Parlamento. Quindi quel Parlamento che esce e che viene inaugurato il 24 maggio del 1924 è un Parlamento con 2/3 di deputati che si rifanno al listone governativo di Mussolini. Quindi Mussolini la sua operazione l'ha compiuta, ha davanti a sé un Parlamento, diciamo, docile, un Parlamento che non teme a questo punto, e quindi ha davanti a sé la prospettiva di una campagna politica che può condurre avanti anni senza timore alcuno di inciampi o comunque di trabocchetti. Questo occorre tenerlo presente
per capire poi la decisione di uccidere Matteotti. Perché se non si tiene conto di questo e si entra nelle strettoie dell'interpretazione, e poi ne parleremo meglio magari, io adesso l'accenno, dell'interpretazione che Mussolini decide di uccidere Matteotti, perché Matteotti fa il discorso del 30 maggio, cioè fa il discorso in quel Parlamento, fa il discorso terribile di accusa verso Mussolini, e Mussolini per questo decide di ucciderlo, perché lo ritiene un avversario, l'avversario più ostinato suo, pericoloso. Ecco, diciamo che secondo me ci mettiamo su una strada sbagliata per interpretare bene i fatti, che Mussolini non ha timori di squilibri o di precarietà di potere in quel momento. La legge Acerbo prevedeva che il terzo che rimaneva di parlamentari fosse diviso proporzionalmente tra gli altri partiti. Il partito di Matteotti, vi dicevo, si presentano 3 partiti di sinistra. Il partito di Matteotti è quello che prende più voti. Ma quanti voti prende? Prende il 5,9% dei voti, prende 26 deputati. Quindi quel segretario che il 30 maggio si alza in piedi e denuncia Mussolini e fa questo attacco lucido, coraggioso a Mussolini, è un segretario di un partito del 5,9 con 26 deputati, che non può contare nemmeno sui deputati, diciamo, affini, comunisti e socialisti massimalisti, che lo odiano. Quindi domanda, ma ci torneremo, può Mussolini temere da quest'uomo? Cioè, può Mussolini prendere la decisione che quest'uomo è pericoloso e va eliminato? Cioè incamminarsi sulla strada del delitto politico con tutti gli interrogativi che si prospettano a questo fatto? Io nel mio libro dico no, bisogna cercare le cause, non dico che sia da eliminare il discorso del 30 maggio, quel discorso evidentemente fa affiorare, nell'opposizione fa venire a galla la figura di Matteotti come un leader dell'opposizione, seppure divisa, certamente, mette in luce il coraggio di Matteotti, ma a mio avviso al delitto politico ci si decide per motivi molto più pressanti che non il discorso di opposizione fatto da Matteotti, ma poi magari ci torniamo. Sì, volevo fermarti un attimo, allora grazie per questo quadro che restituisce, diciamo, qual è la situazione alla vigilia del delitto, no? Hai anticipato il famoso discorso del 30 maggio, un discorso forte, coraggioso, un discorso in cui Matteotti richiama le responsabilità non solo di Mussolini, ma di tutto lo squadrismo che poi è entrato nello Stato, perché nel frattempo le squadre si sono organizzate e sono entrate sostanzialmente nelle istituzioni. Posso interrompere una cosa solo, scusami. Quelle denunce che fa Matteotti erano fatte da tutta la stampa socialista dal 7 aprile, dal giorno dopo le elezioni. Cioè non erano denunce, diciamo, come dire, inedite o comunque nuove. Tutta la stampa socialista stava accusando, dall'indomani delle elezioni, stava accusando i vincitori Mussolini di impropri e di violenza. Cioè era una denuncia che la stampa socialista non era, erano denunce vecchie, erano mesi che stavano facendo, più di un mese. Tanto per... Sì, poi Matteotti l'aveva anche scritto in libello un anno di dominazione fascista, cioè erano cose risapute, insomma sia Mussolini sia l'opposizione sapevano, diciamo, queste cose, il paese era largamente informato. Il momento, diciamo, del discorso era un discorso sì forte che è considerato da tutti e anche da chi da oggi, da molti anche studiosi purtroppo, il motivo per cui Mussolini decide di ordinare l'uccisione di Matteotti. La semplifico così, ma anche se non è così. Però tu ci dimostri invece che esiste un altro movente, lo dimostri, non è la tua ipotesi,
perché ci porti una solida documentazione, cioè un'ipotesi che è fondata sui documenti, sulle prove e anche sulla volontà di uccidere Matteotti, che parte un po' da più lontano per un altro motivo che, diciamo, non è un motivo solo politico, ma è un motivo che potrebbe buttare giù Mussolini. Cioè, Mussolini è forte politicamente, però i governi possono cadere anche per altri motivi, lo abbiamo visto nella storia, anche nella storia repubblicana, i motivi per cui può cadere un governo. E Mussolini ha un altro timore. Qual è questo timore? Sì, occorre dire che Matteotti, diventato segretario del Partito Socialista Unitario, Matteotti tanto era un leader moderno rispetto ad esempio anche a Turati, non solo per motivi anagrafici, anche per la maniera di fare la battaglia politica. Matteotti non era l'oratore che affascinava, anzi se vogliamo aveva una prosa molto scarna ma efficacissima. Era soprattutto un leader che studiava, sapeva, qualcuno lo ha definito uno che leggeva i bilanci delle grandi società come noi leggiamo il libro giallo, cioè era uno che conosceva i numeri, li sapeva leggere, era famoso anche nel suo partito, veniva utilizzato come amministratore, anche come presidente dell'associazione, ad esempio, che riuniva i comuni socialisti. Quindi era un uomo che sapeva fare, tu accennavi a un anno di dominazione fascista. Lui pubblica nel 23 un libretto, Un anno di dominazione fascista, che è un elenco molto accurato, molto, come dire, puntuale, di tutte le stupidaggini che il governo Mussolini stava dicendo di aver fatto. Era quello che dice: tu dici di aver fatto questo, in realtà questo l'ha fatto il governo prima, tu sei arrivato e hai messo la firma su una cosa già fatta, dici di aver fatto quest'altro, non è vero perché questo ancora non ha raggiunto. Lui elenca tutte le stupidaggini che aveva, questo per dire che era una persona che studiava molto e quando attaccava l'avversario lo attaccava sui numeri. Quando si rende rapidamente conto della debolezza del suo partito, in Italia soprattutto, quindi lui ha preso a viaggiare, aveva stabilito una serie di contatti con i grandi partiti socialdemocratici nord europei, andava spesso in Germania, in Francia e fa questo viaggio in Inghilterra. Questo viaggio in Inghilterra è molto importante perché lui in Inghilterra ci va. Tra l'altro occorre pure aggiungere che Mussolini, andato al governo, gli aveva tolto il passaporto. Sostanzialmente lui ogni volta che doveva andare per politica all'estero chiedeva il passaporto che gli veniva rifiutato e lui comunque usciva clandestinamente, rientrava, poi si presentava alla polizia di frontiera, cioè adesso arrestatevi, diciamo, e naturalmente si guardavano bene di arrestarlo. Comunque lui usciva e faceva quello che doveva fare. Quando va, quindi gira l'Europa e prende contatti, si fa conoscere e fa conoscere il Partito Socialista Unitario. C'è questo viaggio in Inghilterra che lui fa nell'aprile del 24, è l'ultimo viaggio che fa all'estero. Lui aveva chiesto il passaporto e come al solito non gliel'avevano dato, quindi era uscito di nascosto, era andato prima in Belgio, a Bruxelles al convegno del Partito Operaio belga, poi di nascosto fino a Bruxelles non aveva fatto nulla per non farsi notare, poi da Bruxelles di nascosto nella più assoluta segretezza passa la manica e va a Londra dove c'è un governo laburista, è il primo governo laburista della storia inglese, il governo di Macdonald. Quindi lui va a conoscere i suoi amici laburisti, ma va anche per altri motivi. Noi che cosa notiamo? Notiamo che al suo rientro all'improvviso comincia ad interessarsi di un fatto molto serio, di questa famosa convenzione Sinclair-Oil, governo fascista, che era una convenzione che il governo Mussolini
stava stipulando con una delle 7 sorelle americane, la Sinclair Oil, delle 7 sorelle petrolifere, per cui con questo accordo il governo fascista dava il monopolio, l'esclusiva della ricerca del sottosuolo italiano del petrolio. Il sottosuolo italiano è in prospettiva nelle colonie, Libia e Eritrea. Matteotti si era sempre un po' perché questa cosa era andata alle lunghe, qualche mese c'era stato sui giornali qualcosa, eccetera. Matteotti sappiamo che non si era mai interessato di questo. Al suo rientro da Roma comincia a interessarsi di questo, comincia a intervenire su questo. E tutti i suoi colleghi, amici di partito, sanno che lui sta lavorando intensamente al discorso sul bilancio preventivo che il governo Mussolini presenterà l'11 giugno alla Camera dei Deputati. Quindi lui sta lavorando perché è stato incaricato del discorso da tenere, del discorso del Partito Socialista Unitario contro il bilancio preventivo di Mussolini, del governo Mussolini. Quindi lui torna a Londra e comincia a interessarsi della convenzione Sinclair, interviene più volte con i suoi colleghi, i suoi compagni. Quando va alla Camera, alla biblioteca, a preparare il discorso che farà l'11, i suoi interessi sono questi. Allora, perché io sostengo, e non sono il solo, io ho cominciato, ho aperto questa strada, ho cercato anche di documentarla, perché non è che lo storico si può inventare cose, c'è anche la necessità di appoggiarle a documenti. Perché dico che è molto importante questa cosa? Perché intanto, la prima cosa, torniamo agli atti istruttori. Se gli storici andassero a consultare gli atti istruttori, si troverebbero di fronte a un fatto che è clamoroso, diciamo, per questi che sostengono la tesi del discorso del 30 maggio. Cioè, qual è questo documento? È un telegramma di Dumini che convoca a Roma gli assassini di Matteotti il 20 maggio, 10 giorni prima del discorso. I magistrati inquirenti hanno sequestrato questi documenti e uno di questi documenti è il telegramma con cui Dumini scrive a Milano ad Albino Volpi, l'altro assassino, e gli dice: vieni subito a Roma e porta con te 2 o 3 dei tuoi, cioè degli archivi della Cieca fascista. Puntuali, il 22 maggio scendono a Roma Volpi, Poverone, Malagria, Panzeri e Putato, quelli che troveremo sul Lungotevere poi ad aspettare Matteotti per ammazzare. Vengono a Roma, qual è la prova? E torno agli atti istruttori. Tra l'altro io ho curato anche la mostra per il centenario a Palazzo Braschi a Roma e lì ho fatto vedere i documenti, sollecitando i miei colleghi a una risposta, naturalmente. Sono stati molto bravi all'archivio, mi hanno dato gli originali, quindi ho potuto esibire gli originali. Tra questi originali c'è anche il librone delle presenze dell'albergo Hotel Dragoni di via del Tritone, dove questi 5 delinquenti arrivati a Roma vanno. E se prendete la pagina 22 maggio arrivi, li trovate là tutti in fila, stanza numero 76, tutti insieme, Volpi, Poverò, Malagri, Putato, eccetera. E se poi sfogliate il libro e andate avanti con i giorni, ogni giorno alla stanza 76 troviamo gli stessi personaggi. Quindi questi restano a Roma fino al 10, naturalmente l'11 giugno non ci stanno più, sono spariti, ma fino al 10 stanno a Roma. E da altri documenti sappiamo che arrivati a Roma si mettono a pedinare Matteotti. Quindi il progetto di ucciderlo nasce da prima del discorso del 30 maggio. Nasce da prima. Altra cosa, ma questo ce lo dice direttamente Matteotti, ce lo dice con uno scritto postumo,
uscito postumo. Nel luglio del 24 esce su una rivista inglese, esce uno scritto di Matteotti, una rivista inglese English Life, una rivista molto importante perché ha dietro Winston Churchill. In questa rivista Matteotti, qualcuno chiede a Matteotti di dare dei pareri su Mussolini. Infatti l'articolo è Machiavelli, Mussolini and the Fascism. In quest'articolo Matteotti dice esplicitamente: io sono certo che, o meglio, ho raggiunto la certezza che dietro la Convenzione Sinclair ci sta corruttela che tocca, che aggiunge fino ai più alti vertici del partito e del governo fascista e muove un'accusa di corruzione e concussione molto esplicita e spiega della Sinclair, spiega che è stata data l'esclusiva, spiega che è stata regalata l'esclusiva perché il governo fascista mette una serie di, diciamo, la parte di esenzione fiscale che tocca la Sinclair Oil, è un'esenzione fiscale veramente che rende ridicolo quell'accordo. Pochi soldi. Questi possono fare tutto a pochi soldi. Non solo, ma nelle carte sequestrate dai magistrati agli imputati troviamo addirittura passaggi di soldi, una prima rata, una prima tranche di 1,5 milioni che viene mandata, che viene data al fratello di Mussolini, ad Arnaldo. Vi ricordo che Arnaldo Mussolini era il direttore del Popolo d'Italia. Nel momento stesso che Mussolini occupa il posto di Presidente del Consiglio, lascia la direzione del Popolo d'Italia e questa direzione la affida ad Arnaldo Mussolini. Ricordo anche che il Popolo d'Italia non è il giornale del partito fascista, non lo è stato mai. Il Popolo d'Italia è il giornale di Mussolini, è di proprietà di Mussolini, della famiglia Mussolini. E negli anni, io poi ho scritto pure insieme a Volpini quel libro Mussolini e i ladri di regime. Mi sono divertito a vedere per la prima volta le carte che il Ministero delle Finanze ha versato all'archivio centrale su tutti i traffici fatti dai gerarchi fascisti, come si sono arricchiti. E Mussolini, si vede che questo Popolo d'Italia era la cassaforte, era il tesoretto della famiglia Mussolini. Tutti i soldi che poi venivano manovrati erano prima dentro la cassa del Popolo d'Italia, che non era, diciamo, controllabile, da lì poi prendeva varie strade. Quindi c'è già un versamento di una prima tranche di 1,5 milioni dove è scritto esplicitamente poi ne seguiranno altre, che prende la strada di Milano e va ad Arnaldo Mussolini. Ma non solo, che il governo Mussolini si aspettasse l'attacco dell'opposizione proprio sulla Convenzione Sinclair. C'è da un telegramma che il ministro dell'economia nazionale, anche questo telegramma sta all'archivio degli affari esteri, perché lo manda il Ministero dell'economia nazionale, cioè Corpino, lo manda a Washington, alla nostra ambasciata a Washington. Attenzione, la data è il 4 giugno. Questo telegramma dice esplicitamente: urge entro il 10 giugno che voi mi sappiate dire all'ambasciatore i rapporti reali esistenti fra Sinclair Oil e Standard Oil, perché la Sinclair Oil si era presentata al regime fascista dicendo: io sono indipendente dai grandi trust petroliferi, e alludeva, il vero grande trust petrolifero era la Standard Oil. Guardate, la Standard Oil ancora c'è, SO, Standard Oil, esso. Quindi la Standard Oil allora dominava il mercato petrolifero, ed la Sinclair Oil era la sua battistrada,
Cioè quando non poteva presentarsi direttamente la Standard Oil, mandava avanti una società più piccola che si presentava con l'etichetta di indipendente e quindi poi dietro la Standard Oil. I soldi però da Arnaldo Mussolini arrivano dalla Standard Oil in un giorno e mezzo. Quindi c'è questo intreccio. Ora, sul petrolio abbiamo un'ultima testimonianza, che è quella dell'assassino, Dumini. Dumini, dopo il processo, perché vengono arrestati questi, diciamo, per dire sinteticamente, questi aspettano Matteotti il 10, tra l'altro occorre che abbiate un po' di pazienza perché devo spiegare perché il 10 lo sequestrano e perché in quel modo a Matteotti lo uccidono. Ora Matteotti sta preparando il discorso per la Camera dei Deputati che dovrà tenere l'11 giugno. È incaricato dal suo partito di tenere l'11 giugno questo discorso. Il Matteotti, la Camera è chiusa in quel momento. Matteotti prepara il discorso andando tutti i giorni, uscendo di casa alle 4, 4 e mezzo, da Lungotevere andando da Brescia, va alla Camera, alla biblioteca della Camera a preparare questo discorso. Esce alle 4, 4 e mezzo e rientra alle 7, 7 e mezzo in genere. Lui sta 3 o 4 ore alla Camera per poi tornare a casa. Quando rientra dall'Inghilterra, lui chiede di nuovo il passaporto per andare per un nuovo impegno, che questa volta era a Vienna e sarebbe stato un incontro con gli austriaci viennesi da tenere l'11 giugno, tra l'11 e il 12 giugno. Chiede il passaporto e questa volta, stranamente, glielo danno. È il 4 giugno. Il 4 giugno Matteotti riceve il passaporto per Vienna, solo per Vienna. La cieca fascista, quando vengono a Roma da Milano, questa cieca fascista, questo gruppo, e comincia a pedinare Matteotti, loro nei giorni che vanno dal 4 al 7 si nota, e questo sta negli atti istruttori, si nota un controllo asfissiante attorno alla casa di Matteotti. Loro stanno intorno, hanno un basista, questo Kirchwald, lo mettono davanti alla casa di Matteotti e questo lo segue, ne segue i movimenti. Vogliono sapere se Matteotti partirà per Vienna il 7, sabato 7. Da altri atti istruttori sappiamo che avevano organizzato un piano A che significava ammazzare Matteotti a Vienna e scaricare poi la responsabilità sulle frange estreme della destra austriaca, della destra tedesca. Matteotti mi sorprende perché non parte, il passaporto non lo usa, e loro che non parte lo sanno già il 7 sera, perché Matteotti sarebbe dovuto andare a Vienna prendendo il treno il sabato 7 sera che andava a Milano e da Milano a Vienna. Loro stando sotto casa si rendono conto che Matteotti non esce di casa, quindi capiscono che non parte, non va a Vienna. Lo vedono la mattina, la domenica mattina, sempre girando attorno a casa, lo vedono fisicamente, quindi hanno la certezza. A questo punto, sempre gli atti istruttori, parliamo di documenti che stanno all'archivio centrale, c'è un telegramma di Dumini a Milano, ad Albino Volpi, che nel frattempo era tornato a Milano, dicendo: torna a Roma e porta con te un abilissimo chauffeur, un autista. Infatti Volpi parte da Milano e il 10 giugno mattina, arriva a Roma con Malagria, che sarebbe l'abile chauffeur. Il 10 già stanno, cioè la macchina loro la ricevono il 9 da Filippelli, la ricevono il 9, loro già il 9 notte si aggirano attorno a casa di Matteotti. Li nota una coppia di portieri spaventata, perché Roma a quell'epoca il palazzo dove abitava Matteotti era quasi l'estrema periferia di Roma. Una coppia di portieri si spaventa, prende la targa di questa macchina che alle 10-11 di sera si aggirava, siccome c'erano stati dei furti, la prende e se la nota.
Poi sarà il granellino che farà esplodere tutto, perché appena comincia a circolare la voce che, dai giornali che Matteotti era stato sequestrato con una lancia, questa coppia di portieri va al commissario e dice: noi abbiamo sta targa, quindi non sappiamo se ha a che fare, dalla targa risalgono la macchina. Quindi il Matteotti non parte, resta a Roma e loro sanno che interverrà l'11 alla Camera. Ora, il giorno 9, lunedì 9, la Camera è chiusa, la biblioteca è chiusa, Matteotti non esce. Quindi l'unico giorno che rimane a costoro per tappare la bocca, per non farlo parlare, è il 10, è martedì 10. E hanno due finestre di tempo, hanno le 4 quando esce di casa e le 7 quando rientra a casa. Non si fidano del rientro perché loro hanno notato che qualche volta Matteotti torna dalla Camera con qualche collega di partito, non solo, però sanno che esce solo e quindi quello è il momento per catturarlo e portarselo via, e così fanno. Da qui anche le obiezioni di qualcuno che dice: ma possibile alla luce del sole, eccetera, cioè perché non si entra nei dettagli, non si capisce che se si voleva tacitare, non far parlare Matteotti, quello era l'unico modo e quello era l'unica ora e l'unico giorno, e così fanno. Per cui torniamo al testamento, al documento di Tumini, quando viene arrestato e poi processato, danno una pena irrisoria al quintetto degli assassini, loro fanno 1 anno e mezzo di carcere tutto, quando escono hanno fatto 1 anno e mezzo di carcere. Quando esce Tumini ha paura, comincia a chiedere soldi e Mussolini glieli dà. Ma quando poi, dopo la costruzione dello Stato totalitario, dopo le leggi fascistissime, diciamo col novembre del 26, Mussolini va in sella e liquida tutti e mette in piedi il regime a partito unico, quindi non teme più nulla, certo Tumini lo affronta in un altro modo. A questo punto Tumini chiede soldi, lui lo prende e lo sbatte al confino, lo comincia a mandare al confino, di volta questo torna dal confino, chiede soldi, lui lo riprende, lo sbatte in galera. Questa storia dura qualche anno. Tumini capisce che corre dei gravi rischi. A questo punto scrive il suo memoriale, una lettera testamento, e la fa arrivare a dei avvocati texani. Ricordo che Tumini era americano di nascita, lui era nato a St. Louis. Quindi lui fa arrivare a questi avvocati texani, fa arrivare la storia del delitto Matteotti. E avverte Mussolini, se guardate, io ho avvertito gli avvocati che se non io ogni mese manderò dei soldi a loro, il mese che non riceveranno i soldi sono autorizzati a pubblicare il testamento. Da quel momento la vita di Tumini cambia da così a così. Mussolini lo prende, ci arriva un accordo, anche questo guardate tutto nei documenti. Nei documenti, per esempio, queste cose stanno nelle carte Balbo all'archivio centrale, perché Mussolini manda Tumini in Libia, gli dice: benissimo, veniamo a un accordo, ti do i soldi, tutto quello che vuoi, ma tu te ne devi andare in Libia. Poi in Libia fai quello che vuoi, ma qui in Italia non ci tornare. Quindi lo manda in Libia e lui in Libia, dal 34 al 42, diventa il più ricco colono in Libia. Fa le cose peggiori, ruba, gli manca la tratta delle schiave, senza che il regime faccia nulla. C'è una lettera di Balbo, apposta dicevo Balbo, c'è una lettera di Balbo che Balbo manda a Mussolini, dice: ma chi mi ha mandato? Questo mi sta creando dei problemi anche nella colonia degli italiani. Questo fa, è ladro, è criminale, fa di tutto. Mussolini ogni volta zitto e paga, zitto e paga. Quindi Tumini si arricchisce. Se non che però durante la guerra, la seconda guerra mondiale, gli inglesi che avanzano in Nord Africa vanno nella villa di Tumini, prendono questo documento, anzi prendono una lettera che gli dice loro che esiste il testamento di Tumini in America,
I servizi segreti inglesi avvertono i servizi segreti americani, Donovan dell'OSS manda l'FBI dagli avvocati e l'FBI fa la fotografia del testamento. Adesso questo testamento sta all'archivio dell'FBI, lo ha trovato un nostro ricercatore, un ragazzo di Firenze, e lo ha pubblicato sulla rivista Il Ponte, quindi è noto. In questo testamento lui racconta il delitto Matteotti e dice esplicitamente: io ho ricevuto l'ordine di ammazzarmi. E perché lo doveva ammazzare? Perché lui non doveva parlare l'11. Perché? Perché avrebbe denunciato lo schiaffare di uno squaffare maleodorante di petrolio che toccava il fratello del capo del governo, cioè Arnaldo Mussolini. Lo dice esplicitamente. Anche questo io l'ho esibito, diciamo, alla mostra del centenario, perché mi sembra un documento importante. Ma per chiudere sulle responsabilità di Numini e di Benito Mussolini c'è un altro documento, scusatemi, ma io divido in una battuta proprio storico e divulgatore, perché giustamente il divulgatore scrive il libro sui libri degli altri, non fa ricerca. Serve il divulgatore, certo, serve. L'importante è che non si spacci per storico. Un divulgatore di storia, altrimenti Piero Angela sarebbe stato uno scienziato, diciamo, no? Lo storico è quello che fa ricerca, quello che fa sui documenti, che va negli archivi, che scrive di storia lavorando sui documenti. Cioè, voglio dire in poche parole che né Cazzullo né Vespa né Scurati, anche Scurati sono storici, sono degli ottimi, diciamo, qualcuno sì, altri meno, divulgatori, e servono i divulgatori per far avvicinare il grosso pubblico alla storia. L'importante è che non si fingano storici ed esprimano anche dei giudizi di storia. Allora, dicevo, questi documenti sono importanti perché rivelano senza ombra di dubbio una realtà che è lì sotto gli occhi. Quando parliamo dell'OSS che va all'FBI e va facendo le fotografie del testamento, il motivo vero è che l'OSS vuole capire se quei documenti possono essere utilizzati nella guerra in atto dal punto di vista propagandistico contro il fascismo. Non è che c'è della moralità o del moralismo, vogliono andare a vedere se sono documenti utilizzabili e ci vanno e lo fanno vedere. Gli archivi dell'FBI sono aperti, si possono vedere. Stavo dicendo altro. No, ma hai fatto benissimo a citare tutti i documenti che non ti ascolterei per ore, ma io vorrei anche lasciare poi uno spazio alle domande, perché le cose che ci hai detto sono importanti. Non c'è solo il momento politico, comunque non è centrale nella storia del delitto Matteotti. Il discorso del 30, riassumendo, Matteotti viene ucciso non per il discorso che ha tenuto il 30 maggio, ma per il discorso che non ha tenuto l'11 giugno. È questa la sostanza ed è il movente che è il cuore di questo libro. Tu lo dici ormai da 30 anni, questa ipotesi è stata accolta tiepidamente, freddamente da molti colleghi, da molti studiosi che, come dicevamo, sono anche bravi storici, però si sono fermati semplicemente al fatto più evidente, quello più noto, quello che troviamo in tutti i libri, in tutti i manuali di storia. Tu ci stai raccontando non una verità parallela, ma complementare a quella che già sappiamo, che già conosciamo. E prima di passare la parola al nostro pubblico, che è un pubblico che ci segue ormai da molto tempo, ed è un pubblico non solo dediti ai lavori, ma persone che si sono appunto avvicinate alla storia, ci hai parlato di Cesare Rossi, questo personaggio, ci hai parlato di Dumini, questo criminale, perché di fatto un criminale è un assassino, uno che insomma ha
attraversa poi tutto il regime e viene processato poi nel dopoguerra, sostanzialmente farà pochissimo tempo in carcere, diciamo, muore tranquillamente nel suo letto. E ci sono altri personaggi che ruotano attorno a questa vicenda. Maninelli, che è il segretario amministrativo del PNF, che è un personaggio centrale. Un altro ancora è Emilio De Bono, che è il capo della polizia, che è un quadruplo della marcia su Roma. Poi il destino di Emilio De Bono è quello di finire fucilato nel 1944 a Verona. Aldo Finzi, ecco, la storia di Aldo Finzi è forse quella più tragica. Che ruolo ha Finzi in questa vicenda? Aldo Finzi era sottosegretario dell'interno, quindi sapeva tutto. Viene dimissionato. Mussolini, quando capisce che gli si sta smuovendo il trono da sotto di sé, che cosa fa? Chiama quelli coinvolti e è molto esplicito e dice: signori, vi devo sacrificare, perché se mi salvo io poi vi salvo a voi di nuovo, vi recupero, ma se non mi salvo io voi cadete insieme a me, quindi dovrò allontanarvi temporaneamente. E quindi chiede a De Bono, a Finzi, di dimettersi, come dire, in qualche modo cercando di mettere fra le sue responsabilità e il delitto, mettere queste altre figure. Rossi è l'unico che reagisce male, non ci sta. Tanto manda subito, scappa, si nasconde, prima di consegnarsi, si nasconde. E si nasconde dal nascondiglio, manda una lettera a Mussolini che finisce nelle mani dei magistrati. Questa lettera dice esplicitamente: tu sei un vigliacco, tu ci hai sempre ordinato di fare violenze, adesso che ci devi tirare fuori hai paura e ti nascondi. E attacca Farinacci, perché Farinacci in quel momento faceva il cattivo, e gli dice: lupo tra gli agnelli e agnello tra i lupi, lo definisce a Farinacci. Quindi Rossi è quello che reagisce in una maniera imprevista da Mussolini. Però esce pure lui dal processo, perché poi, il processo, poi l'istruttoria, che era iniziata molto bene, l'istruttoria, approfittando del fatto che Mussolini ha paura, perché gli sta esplodendo tra le mani il potere, i due giudici istruttori che iniziano l'istruttoria, Mauro del Giudice e Guglielmo Tancredi, fanno il loro dovere e lo fanno molto bene. E si vede dagli altri istruttori che sono all'archivio, sono serissimi, vanno fino in fondo, e si capiva che stavano mirando su Mussolini, che si sarebbe conclusa l'istruttoria mettendo sotto accusa Mussolini. Che cosa succede? Succede una cosa che era imprevista, ma che i due magistrati avevano previsto. Quella era la magistratura ordinaria che stava facendo l'istruttoria, ma se loro avessero accusato il Presidente del Consiglio subito, per lo Statuto Albertino il Presidente del Consiglio poteva essere giudicato soltanto dal Senato riunito in Alta Corte di Giustizia, quindi gli avrebbero sottratto alla magistratura ordinaria gli atti istruttori per passare al Senato. Il Senato era un'istituzione del tutto fascistizzata, quindi il Senato lui l'avrebbe fatta franca. Che cosa succede? I due magistrati consapevoli di questo non mirano subito su Mussolini, cominciano a colpire tutte le figure vicine a Mussolini, perché sanno che quando arriveranno a colpire Mussolini e gli toglieranno l'istruttoria dalle mani sarà talmente evidente la colpevolezza di Mussolini, così come l'hanno preparata loro, colpendo i suoi collaboratori. Però succede l'imprevisto. Un antifascista, direttore del Popolo, Giovanni D'Ostuzzo, che cosa capisce male questa strategia dei magistrati? Pensa che l'esitazione dei magistrati dipenda dal fatto che i magistrati siano complici, i Mussolini non lo vogliano colpire. Perché che cosa fa? Denuncia De Bono, che è senatore, e quindi
anche per i senatori non possono essere giudicati dalla magistratura ordinaria, ma devono essere giudicati dal Senato. Quindi l'istruttoria gli viene a dicembre, inizi di dicembre del 24, viene sottratta a questi due magistrati e passa a due magistrati. Questi due magistrati Mussolini li allontana, uno lo manda in Cassazione e lo manda un altro procuratore generale a Catania e dà l'istruttoria al cognato di Farinacci, Nicodemo Del Vasto. Quindi è il cognato di Farinacci che finirà l'istruttoria. E mentre la prima parte dell'istruttoria punta diretta all'omicidio volontario con mandanti, e si vede, questi che fanno? Capovolgono tutto e partono per arrivare a un delitto preterintenzionale senza mandanti e senza motivi, senza movente. Per cui inoltre Mussolini all'estate del 25 promulga quella amnistia che la chiamano il popolino a Roma, la bolla subito con l'amnistia Dumini, la chiama, cioè l'amnistia per lui, per salvare lui. Questa amnistia riduce il delitto Matteotti a un delitto politico, però per i delitti politici sono previste pene al massimo a 4 anni, poi ci sono tutta una serie di condoni. In sostanza il delitto Matteotti rientra nella categoria dell'amnistia Dumini, per cui tutti questi escono, tolti 2 o 3, Dumini ed altri 2 o 3, tutti questi Rossi, Marinelli, escono a dicembre con la sentenza istruttoria a dicembre del 25. Il processo di Chieti del febbraio-marzo del 26, ripeto, darà delle pene irrisorie agli esecutori, ai 2 o 3 esecutori che usciranno da lì a poco. Rossi, che se la vede tutta pure lui, capisce che lui sa troppe cose e scappa all'estero, se ne va all'estero. C'è una fuga all'estero di molti di questi gerarchi, ex gerarchi, e all'estero scriverà parecchie cose contro Mussolini e ci dirà parecchie cose sul delitto Matteotti, compreso un lungo incontro con Salvemini per il quale scriverà un lunghissimo rapporto sul delitto Matteotti che io ho trovato fra le carte Salvemini e che ho pubblicato per la rivista di De Felice, molto interessante. Quindi Rossi, tutta questo mondo, diciamo, del primo fascismo che ruota attorno al delitto Matteotti viene travolto. Dopo questi uomini non ci saranno più. Marinelli viene recuperato, l'unico che non parla, Marinelli piange sempre. Dico, gli istruttori dice questo piange sempre. L'unico che infatti Mussolini lo recupera e lo fa diventare ministro, lui lo chiama il ministro del Francobollo, cioè il ministro delle comunicazioni, insomma. Quindi un ministero, diciamo, irrilevante all'epoca, e per cui lui lo salva. Ma per il resto, diciamo, sono tutte figure che fanno questa fine, cioè vengono travolti dal delitto Matteotti e si sacrificano chi volentieri, chi meno volentieri. Finzi finisce male, perché Finzi lo ritroviamo all'improvviso nel 1944 alle Fosse Ardeatine, cioè uno delle Fosse Ardeatine, uno dei fucilati alle Fosse Ardeatine, perché lui aveva una casa ai Castelli e durante l'occupazione tedesca sembra che avesse aiutato i partigiani della zona. Arrestato dai tedeschi, portato alle Fosse Ardeatine. Aveva sposato la nipote di un cardinale molto importante e questo cardinale, nemmeno il cardinale riesce a salvarlo. Ci sono dei documenti in Vaticano che il Papa non può fare nulla per tirar fuori Finzi dalla lista, diciamo, dei condannati. Quindi Finzi fa questa fine. Il personaggio più tragico, tra l'altro, che lui era anche, se vogliamo, diciamo, lui ha fatto il volo su Vienna con D'Annunzio, era un d'annunziano, un personaggio anche di un certo stile, insomma. Mussolini lo aveva avuto nel governo per pararsi dai D'Annunziani, diciamo, dall'Annunzio, e lui come sottosegretario all'interno ha fatto poco, faceva una bella vita, era un gambente, aveva i soldi, insomma, però ecco, finisce
finisce lì, e De Bono finisce a Verona. Guardate che sembra una curiosità, ma ad esempio Carlo Bazzi, che è un altro che sta dentro tutta questa storia, è un giornalista che scrive per un giornale, è il direttore di un giornale, che è amico di Cesare Rossi e sa molte cose. Lui scappa in Francia insieme a Cesare Rossi. Nel 1934-1935 riesce a convincere Mussolini e a rientrare in Italia. Nel 1935 va a Torino, si va a fare un'operazione d'appendicite e muore sotto i ferri chirurgici. Ora sarà pure una coincidenza e una curiosità, ma se voi leggete il diario di Ciano, a un certo momento c'è un momento in cui Balbo si scaglia contro Mussolini. Balbo è l'unico che dà del tuo a Mussolini. Si scaglia contro Mussolini al momento dell'accordo con i tedeschi, dell'alleanza con i tedeschi, siamo nel 1939. Quindi lui si scaglia contro Mussolini e ha il coraggio di dire in pieno Parlamento, dice: sarai lustrascarpe dei tedeschi, tu sarai lustrascarpe dei tedeschi. Mussolini è infarito, quando rientra Ciano gli sta dietro, quindi raccoglie le esternazioni di Mussolini. Mussolini stranamente dice quel maledetto democratico, definendo Balbo, dice quel maledetto massone democratico, ma lui lo sa bene come finiscono i miei avversari, perché con me finiscono o a muro o sotto i ferri chirurgici. Cioè, voglio dire, sta strana allusione che ci riferirebbe poco, se vogliamo. Quello 4 anni prima, Carlo Bazzi, che era inviso proprio a Mussolini, muore in appendicite con la moglie che scrive lettere a Mussolini che sono tutte nei fogli della segreteria mattina del Duce, dice: non è spiegabile, era strano, un'operazione stupida e molto sotto i ferri. Questo adesso un po' però voglio dire, per dire, no, questo delitto Matteotti è un cataclisma su tutta la prima generazione del fascismo dell'origine, dei diciannovisti, dei sansepolcristi. Questo passa come un tunnel, forte, alto, nel suo solo Mussolini riesce a gestire tutto e farla franca, insomma, l'ira di massima. E comunque dopo il delitto Matteotti ovviamente assistiamo a una torsione autoritaria che porta poi al discorso del 3 gennaio e da lì alla costruzione dello Stato totalitario, ma quella è un'altra storia che tu hai studiato dal versante della polizia politica, sei uno dei maggiori conoscitori appunto anche qui delle carte, quindi nel tuo libro Le spie del regime hai ricostruito anche lì una umanità, le miserie anche di questa umanità, i confidenti, insomma coloro che le spie, i delatori, insomma il fascismo è stato, e forse anche grazie a questo è riuscito a condizionare la società italiana e a durare per un ventennio. Ecco, io adesso lascerei veramente la parola a loro, perché ci hai raccontato tante cose e documentate, e quindi lascerei appunto la parola a voi e la parola a chi la chiede. Prego. Mi chiede, a parte il fatto, ha sentito chi guiderà i reali d'Inghilterra in visita al Colosseo? Scusi? Ha sentito chi guiderà? No, non lo so. Angela? No, dire... no. Era così una notizia. Per quanto riguarda il mondo fascista del 24, quello che emerge e che colpisce è proprio il fascismo criminale con la C maiuscola, perché penso che un personaggio come Domini io non ne conosco le origini, la famiglia e quant'altro, ma sembra proprio il dipinto del criminale perfetto. Ma mi domando, il fascismo che a quell'epoca credo avesse già coinvolto intellettuali, personaggi anche di un certo livello affascinati da questo tipo di... non c'ha un qualche sussulto, non si interroga, dice ma che strada stiamo prendendo arrivando a questi livelli? Non c'è nessun, al di là di quelli che ho appena descritto che vengono in qualche modo travolti, ma gli altri che stanno assistendo a
ascesa irresistibile. Pirandello prende la tessera con delitto Matteotti. Quindi non c'è nessun tipo di... Io posso rispondere subito, però se ci sono... Se mettiamo assieme raccogliamo un po' di Io domande. volevo chiedere, telegrafico, professore, stato lei ha illustrato magnificamente, ma secondo lei, storico, ma quando Matteotti dice io ho fatto la mia ringa, adesso voi preparate la persone funebre, ma non le sembra che sia un atto eroico? Questo uomo sapeva che doveva, cioè, aveva filmato la sua umana morte. Velocemente anch'io. Della compagnia petrolifera, dai documenti risultano poi dei ulteriori contatti con, diciamo, con il governo fascista e qualche responsabilità specifica? Grazie. Ci sono altre domande, altre questioni? Raccogliamo ancora un paio di domande e poi lasciamo rispondere. No, allora rispondiamo. Sì, tenga conto di una cosa, il delitto Matteotti è il momento più basso della popolarità del fascismo. Io ricordo che riuscii per motivi anagrafici a parlare anche con molti che avevano vissuto quel momento quando cominciai a scrivere su Matteotti. Mi dicevano che a Roma, ad esempio, agli angoli delle strade c'erano inchietti dei distintivi del partito fascista, se ne liberavano. Lo stesso Mussolini a un certo momento dice: se ci fosse stato un antifascista col coraggio che saliva le scale di Palazzo Chigi e mi veniva a sparare, arrivava fino a me e mi veniva a sparare, dice, io sono convinto che non ci sarebbe stato nessuno a fermarlo. Cioè il Mussolini vive un momento di estrema solitudine con quella crisi. Dov'è che il momento, diciamo, in cui poi comincia a recuperare? Ci sono più motivi. Il primo è il re. Il re avrebbe dovuto togliergli il mandato, non lo fa. Non lo fa perché è la solita vecchia storia della monarchia, ha paura dei salti nel buio, cioè ha paura della piazza, ha paura dei socialisti, dei comunisti e della sinistra in quel momento. Ha paura che se, dimissiona Mussolini, la piazza si impadronisce della politica e quindi la monarchia avrebbe rischiato, diciamo, di essere travolta insieme al fascismo. E quindi quando Amendola va dal re e gli va a portare dei documenti dove è chiara la responsabilità di Mussolini, il re fa finta di non vedere, risponde: voi rientrate in Parlamento perché io le crisi extraparlamentari non ne voglio nemmeno parlare. Quindi c'è una complicità, diciamo, istituzionale della monarchia. Poi c'è una divisione. Di cui ha parlato Mattarella un anno fa, forse è stato il primo a parlarne esplicitamente a quel livello. Sì. È stato un momento forte, credo, è stato l'unico momento in cui il capo dello Stato ha parlato proprio di complicità della In qualche modo, come dire, si identifica, perché il re è capo dello Stato in quel momento, è lui che decide. Quello è un punto. L'altro punto è la divisione delle opposizioni. Le opposizioni si presentano in Aventino, si uniscono in Aventino. Allora Gramsci propone lo sciopero generale di protesta e quest'altri propongono 10 minuti, interruzione di 10 minuti dal lavoro. Uno propone una cosa e l'altro ne propone un'altra, quindi un'opposizione divisa che si manifesta divisa. Tra l'altro io dico pure che l'Aventino è stato un errore grossissimo, perché abbandonare il Parlamento significava in quel momento dare respiro a Mussolini. Immaginate per un momento
il Parlamento riunito con le indagini che stanno andando avanti e stanno riempiendo le colonne dei giornali. Ogni volta c'è l'arresto di qualche gerarca fascista. Immaginate il Parlamento che tribuna poteva avere e che difficoltà avrebbe avuto Mussolini a rispondere agli attacchi che avrebbero fatto i parlamentari. Il Parlamento, Mussolini chiude le Camere, ce ne riparliamo quando decido io. Quindi, e poi c'è l'ultima cosa. Croce, ad esempio, non crede alle responsabilità di Mussolini, ma lì c'è un problema. Anche Gentile, per caso. Gentile, ma lì c'è un problema. Dopo Croce farà il manifesto, ma lì c'è un problema fortissimo, che c'è tutto un mondo liberale che era in qualche modo, si sentiva un po' complice, e c'era sempre questa spauracchio della rivoluzione russa, la rivoluzione bolscevica, della paura a sinistra che veniva dall'Oriente. Questi mettevano paura, c'è poco da girare intorno, mettevano paura. E un'ultima cosa, l'Italia del dopoguerra, di quel dopoguerra, non era l'Italia, noi dobbiamo fare uno sforzo. De Felice lo diceva sempre, lo storico deve prima riuscire a vedere le cose che studia con gli occhi del contemporaneo, dopo fa un passo indietro, riacquista la prospettiva storica e può giudicare, perché se seguiamo a vederle sempre con gli occhi nostri, la storia ci appare un teatrino senza senso. Quindi i contemporanei vediamo che senso aveva la vita e la morte all'uscita dalla guerra, poco. Il diritto politico entra nella vita politica italiana con la guerra. Tutti i reduci che vengono, questi sono giovani, ragazzi di 18 anni che sono andati al fronte, hanno visto morire i compagni. Questi tornano con una visione della vita e della morte. C'è un bellissimo libro, gli storici inglesi hanno lavorato molto su questo. Lind e Fassel hanno lavorato molto sulle conseguenze della guerra sui giovani. Lind racconta un fatto, dice: stavo a Londra, camminando per una strada in Londra, c'è stata un'esplosione, ma che non c'entrava niente con nulla. Mezza strada si è buttata per terra, come si fa al fronte quando sta lì la bomba. Cioè, tutti i giorni hanno fatto il primo istinto è stato buttarsi per terra per ripararsi. Cioè, voglio dire, la vita e la morte, il diritto politico entra nella vita politica. Quando prendono il potere i fascisti, lo prendono con la violenza, aggrediscono, assaltano, usano le pistole. Quando aggrediscono i cortei socialisti, che sono pure numerosi, li aggrediscono con sistemi militari. Lo squadrismo fascista si muove inizialmente con metodi militari e è guidato in genere da ufficiali che hanno fatto la guerra, e questi sparano. Non è che se lo mandano a dire, sparano. Mettiamoci di fronte a masse operaie che aggredite da gente che spara e che non ci pensa due volte a sparare due addosso al corpo. Quindi c'è tutto un mondo che andrebbe capito bene. Vengo al discorso dice preparatevi il discorso funebre. Questo lo dice Cosattini, no? Lo dice Cosattini, che Matteotti avrebbe detto questo. Diciamo che l'ha detto. Questo non significa molto, perché lo stesso Cosattini, quando racconta, dice che gliel'ha detto Vitello, e Cosattini ha risposto Vitello, dice non ci scherzare nemmeno su queste cose. Matteotti sa che è inviso al fascismo, sa perfettamente che il fascismo lo considera un nemico. Già nel 21 è stato aggredito, a casa sua quasi, a Castelbugliero. Tra l'altro si dice che abbia subito una violenza turpe da parte degli squadristi. E quindi, come dire, sa di essere nel mirino, ma probabilmente sottovaluta il fascismo. Non pensa che il fascismo azzardi la mossa dell'uccisione, dell'assassinio. Probabilmente sottovaluta. Poi sono arrivato a concludere un po' sul petrolio, poi parliamo, continuo accenno pure al petrolio. A mio avviso Matteotti si trova
qui apriremo un discorso troppo ampio, ma lo dico in 3 parole. Gli inglesi hanno dei interessi a dare informazioni a Matteotti sulla corruzione della Sinclair Oil. Hanno interessi perché? Perché il vero concorrente del petrolio americano era il petrolio inglese, questa società Anglo-Persian, che poi diventerà la BP, per capirci, la Anglo-Persian, che era diventata un gigante e che ambiva a entrare nel mercato italiano, che era però sotto il controllo della Standard Oil. Quindi, e chi era il proprietario dell'Anglo-Persian? Era il governo inglese. Cioè la Anglo-Persian era una società nazionalizzata. Era una società nazionalizzata perché il liberista Churchill, pensate lo scandalo, il liberista Churchill, che io considero il più grande statista del Novecento in assoluto, quando nel 14 si avvicina la guerra e lui è ministro della Marina, capisce, siccome i tedeschi stavano sviluppando il naviglio che ormai andava a nafta e ancora gli inglesi andavano a carbone, capisce che per tantissimi di quelle navi erano decisamente superiori, avevano maggiore autonomia, avevano la possibilità di caricare armi, mentre l'altra avevano 3/4 della nave era carbone. La nave a carbone si fermava per fare una rotta fino alle Indie, si fermava 20 volte a fare carbone, insomma era, non si, la traversata dell'Atlantico era più pericolosa farla a carbone, era più facile farla a vela, diciamo. Churchill si rende conto che di fronte all'ipotesi di guerra gli inglesi, la cui forza era tutta sul mare, la loro forza era la flotta, capiscono che debbono cambiare rotta. Lui, dopo aver visto il faro di una nave in Danimarca, di una nave a nafta, torna in Inghilterra e dice stop alla costruzione delle navi a carbone, tutto sul petrolio. Però mentre per il carbone l'Inghilterra era autonoma, autosufficiente, per il petrolio no. C'era questa piccola società che ormai però cominciava a scavare in Iran, in Persia, e aveva trovato il petrolio. Che cosa fa Churchill? La nazionalizza, pensate, il liberista Churchill, che solo sentir parlare di controllo dello Stato, eccetera, eppure capisce, per il bene del paese, capisce che quella era l'unica mossa giusta e nazionalizza l'Anglo-Persian. Quindi nel 24, quando Matteotti va in Inghilterra e va a parlare della Sinclair Oil, va a parlare ad orecchie molto attente e che ne parli agli inglesi lo sappiamo perché abbiamo trovato la scaletta autografa di Matteotti quando parla con gli inglesi. La scaletta dice che al primo posto c'era la Sinclair Oil, convenzione Sinclair Oil, e poi vengono le bische clandestine, perché De Bono aveva interessi nelle bische clandestine, tra l'altro. Quindi la Sinclair Oil stava in testa a Matteotti. Quando va a parlare agli inglesi, gli inglesi sanno. Quindi io ritengo che gli inglesi gli abbiano dato i documenti per far saltare l'accordo e lui li abbia voluti sfruttare e si è trovato schiacciato, a mio avviso, da 2 enormi interessi, americani e inglesi. Lui sapeva naturalmente tutto, però a mio avviso ha sottovalutato la grandezza degli interessi in ballo, a mio avviso, e ha pensato di giocare la sua carta politica, cioè far saltare il governo Mussolini con la denuncia della corruzione. Quindi la Sinclair Oil, dopo Mussolini, non desiste, cioè nel periodo di chiusura della Camera, che va fino a novembre del 24, lui insiste per che cosa chiedeva al Parlamento, qual era il problema? Il problema era che la legge di sfruttamento alla Sinclair Oil era stata data con un decreto legge che doveva essere convertito in legge e che doveva passare al Parlamento. Ora l'apertura della Camera sarebbe stata a novembre e quindi il Parlamento
c'era, prima di arrivare in Parlamento, quella legge doveva passare per gli uffici del Parlamento, della Camera. Lui capisce che questi sono documenti che stanno all'archivio della Camera, tutti i verbali delle discussioni che ci sono all'interno degli uffici. Questi 7-8 uffici discutono e a un certo momento si capisce che gli stessi parlamentari fascisti, siccome era successo quel gran casino, quel bordello del delitto con le accuse, perché immaginiamoci, il delitto, i giornali dell'opposizione cominciano subito a legare le cose, siete dei corrotti, la Sinclair e tutto quanto. Mussolini capisce dal dibattito dentro gli uffici che i parlamentari fascisti cominciano a porsi le domande giuste. Ci sono parlamentari che dicono: ma chi è? Che cos'è sta Sinclair? Ma la conosciamo bene. Ma quindi stiamo dando un incarico che per svolgerlo ci vogliono milioni, ma ce li ha sta società? Ma chi c'è dietro? E sono cose verbalizzate. A Mussolini arrivano queste cose, quindi lui si rende conto che se avesse continuato a portare avanti all'apertura della Camera il disegno di legge da convertire in legge, ci sarebbe stata maretta anche all'interno del movimento degli stessi parlamentari fascisti. Quindi che cosa fa? Ordina all'ambasciatore italiano a Washington, Caetani, il principe Caetani, gli ordina di contattare Sinclair, il proprietario della Sinclair, e di dirgli: guarda, fagli capire che non è aria. Siccome hanno già versato delle caparre, dice: guarda, siamo disposti a dare indietro la caparra, ma fai apparire che siano loro a ritirarsi, non che siamo noi. E c'è una lettera di Sinclair, guardate, c'è questa lettera, la sono andata a trovare alla cosiddetta Accademia dei 40, perché uno dei fautori del petrolio era questo Milosevic, un ingegnere, che era un membro dei 40, dell'Accademia dei 40, e lì c'ha le sue carte, e c'è un autografo di Mussolini a Caetani e a Milosevic che dice: dite a Sinclair, a Henry Sinclair, di ritirarsi piuttosto che costringere noi a dire che non accettiamo. E Sinclair fa così. Vista la situazione, preferisco tirarmi fuori, manda una lettera ufficiale, per cui la storia finisce lì. E poi finisce anche in un certo senso bene, stranamente, perché da lì nasce l'ANCEP. Cioè, con questa crisi, poi alla fine si decide la costituzione dell'ANCEP, che però, attenzione, non si interesserà mai delle forniture d'olio e di petrolio, cioè di esplorazione per andare a cercare, ma si interesserà senz'altro di comprare e portare in Italia. Solo molti, e finisco con questa che io considero una chicca. Nel 1934 l'ANCEP compra in Iraq, dove sta adesso, dove ci sono i curdi, a Kirkuk e Mosul, che era una zona che stavano sfruttando di brutto ormai gli inglesi. Una società inglese si ritira e l'ANCEP compra quei pozzi e comincia a sfruttarli. Beh, per fare la guerra in Etiopia, siccome non aveva i soldi Mussolini, si vende quei pozzi, se li vende di nuovo agli inglesi, che tornano in possesso di nuovo. Cioè gli unici petroli, l'unico petrolio che ci avrebbe dato un'autonomia sostanzialmente energetica, se lo vende perché non ha i soldi per fare la guerra in Africa e gli servono soldi che ottiene vendendo praticamente questi pozzi di Kirkuk che stavano dando all'ANCEP. E ci sono delle lettere di Puppini, che era dell'ANCEP, che dice: ma qui insomma siamo quasi autonomi con questo petrolio, che no? 7 ragioni di fare la guerra in Etiopia, per cui servono soldi, se lo vende, e chi se la compra? Gli inglesi. Quindi la presenza inglese lì nel Kurdistan, una vecchia presenza che arriva all'Iraq e alla costruzione del regno dell'Iran. Ecco, per dire un po' questo discorso pure della Sinclair, non si ritira Mussolini, si ci prova ancora, poi fa vedere che è Sinclair che si tira dietro
attenzione, Sinclair finisce in galera, finisce sotto processo. Non l'ho detto purtroppo, poi se no chi vuole leggere il libro lo legga, ma un'altra cosa assurda, che mentre stanno trattando in Italia, Mussolini sta trattando con la Sinclair Oil, si esplode negli Stati Uniti uno scandalo, lo scandalo di DuPont Dome, dove sta dentro la Sinclair Oil, cioè la Sinclair Oil nel Wyoming aveva corrotto un membro del governo federale e si era fatta dare l'esclusiva dello sfruttamento di un pozzo petrolifero che era di proprietà dello Stato e che non si poteva vendere perché apparteneva a quella serie di pozzi che il governo federale si teneva nell'evenienza della necessità di dover sfruttare, di avere petrolio per una guerra, per qualsiasi evenienza. Quindi erano giacimenti che erano lì, che stavano per cautela. La Sinclair aveva corrotto un membro del governo Harding e aveva cominciato a sfruttare. Mentre stanno discutendo in Italia Vec, cioè l'uomo della Sinclair, e Mussolini, esplode lo scandalo che rimbalza in Italia sui titoli la Sinclair. Quindi Mussolini, noi sappiamo molte cose perché quest'uomo della Verac, quest'uomo della Sinclair, ogni sera che dopo aver parlato con Mussolini, Corbino eccetera, passava, come abitudine della diplomazia americana, passava all'ambasciata americana a Roma e riferiva, di modo che l'attaché commerciale riferisse a Washington. Quindi negli Stati Uniti ci stanno tutte le relazioni di tutti questi incontri tra il governo fascista e l'uomo della Sinclair, che io ho potuto consultare. Quindi sostanzialmente a Inara, a Washington, c'è la cronaca dei contatti e c'è quindi anche la concomitanza dello scandalo di DuPont Dome con la continuazione delle trattative. Mussolini dice: momentino, calma, lo dice la relazione. Mussolini mi ha garantito, dice Verac, che comunque questa cosa non toccherà assolutamente. Noi andremo fino in fondo, fino all'accordo. L'unica cosa che poneva come condizione Mussolini che l'accordo, la firma fosse resa nota dopo le elezioni del 6 aprile. Quindi lui temeva che uscendo fuori prima la firma dell'accordo diventasse tema di una battaglia poi elettorale portata avanti dalle opposizioni. Ecco. Quindi per dire, cioè l'imbroglio in cui dentro Mussolini si muove come pesce in acqua, fondamentalmente. Bene, ci sono altri interventi? Io avevo una domanda da fare di carattere un po' teorico. Oggi il legame tra economia e politica è probabilmente molto più forte che nel passato, anche se c'è sempre stato un legame. La mia domanda è se in uno Stato contemporaneo occidentale il potere politico possa esercitare un killeraggio verso un'altra forma di potere che da Montesquieu in poi dovrebbero essere separati, cioè nei confronti del potere giudiziario, cioè partendo appunto dalla conoscenza storica, dall'esperienza storica e dalle sue competenze. Ritiene che un paese occidentale contemporaneo si possa esercitare questo killeraggio oppure, chiamiamolo pure, sterilizzazione nei confronti di uno dei poteri dello Stato? Lei tocca un tasto delicato, ma voglio dire, lo stiamo vedendo che è possibile. Cioè, intanto ricordo che Mussolini, il fascismo è la prima dittatura moderna, totalitaria moderna, che testimonia la possibilità del trapasso da una democrazia a un regime totalitario. L'Italia era un regime liberale democratico, cioè le garanzie. E la tecnica di Mussolini fu quella di svuotare la Costituzione allora vigente, che era lo Statuto albertino,
in effetti non lo tocca questo Albertino, però lo scuola di contenuti con tutta un'altra serie di decisioni che andavano sostanzialmente a intaccare non riesce ad arrivare a mettere il fascio sulla bandiera nazionale, perché lui vuole mettere a fianco alla monarchia, al simbolo monarchico, addirittura al fascio. Lì si oppone Umberto, il figlio nemmeno di lui, si oppone Umberto, il figlio, il principe. Noi stiamo vedendo la fragilità dei regimi democratici, laddove la possibilità che ha, in questo caso, un potere politico come quello del Presidente degli Stati Uniti, faccio l'esempio degli Stati Uniti, perché diciamo, è stato sempre il simbolo, in qualche modo quasi l'emblema della democrazia occidentale, il modello. Vediamo che, a mio avviso, è un mio modesto avviso, ma vedo che anche sui giornali americani cominciano a toccare questo tasto, in questa crisi sta dimostrando invece tutta la fragilità del sistema democratico. Non solo la fragilità, la possibilità di attaccarlo affidandoti a pratiche che apparentemente non fuoriescono dai confini della democrazia, ma di fatto la svuotano. Perché nel momento stesso, ad esempio, che faccio un esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti viene nominata dal Presidente della Repubblica, dal Presidente degli Stati Uniti, è evidente che già c'è un'ingerenza, perché poi questi devono andare a decidere su cose delicatissime. Ultimamente su questa crisi con Trump c'è stato un elemento che fa capire come non siamo del tutto appiattiti, perché c'è stato in un paio di casi si sono opposti a delle ordinanze, ma Trump ha fatto finta che nemmeno gli siano pervenute queste cose. Io mi chiedo quindi se il sistema democratico, così come lo abbiamo sotto gli occhi, come lo stiamo vivendo, di fronte a mille precise che tendono a svuotare di contenuti e di prassi proprio la democrazia, sappia difendersi. Io vedo soltanto una cosa, però vedo che il primo attacco è sempre verso i magistrati. C'è qualcosa da girare intorno. Se si vuole qualsiasi tentativo autoritario che vediamo in giro, le prime mosse sono sempre verso la magistratura, verso il potere legislativo, verso il potere giudiziario, anche il potere legislativo, perché tra leggi e controleggi non so dove si arriverà adesso, che ci sono tentativi di riforma anche in quella direzione, cioè il rafforzamento del potere esecutivo a danno di chi e di cosa, perché poi questo è il senso. La trasformazione della democrazia in un regime più forte, non voglio dire un regime cesaristico, ma insomma, per capirci, del presidente, del premier, passa attraverso la riduzione degli altri poteri, è inevitabile, si mira subito lì. E io vedo che sta succedendo questo più in generale, non solo da noi, non solo negli Stati Uniti, ma anche in altri stati, in altre cose. Però voglio aggiungere una cosa per tornare a Matteotti. C'è anche un elemento di cui tener conto che non mancava a Matteotti, questa Repubblica, e non dovrebbe mancare a certe forze politiche. La sinistra generalmente, quindi non parlo di un singolo partito, la sinistra in generale, che è un fenomeno moderno, nostro, del Novecento, fine Ottocento, quando nascono i partiti socialisti, l'ultimo 25ennio dell'Ottocento fino ai giorni nostri, è il dato importante, la funzione importante chiamata a svolgere
a questi partiti era quella della redistribuzione della ricchezza in una società industrializzata che accumula ricchezza. Cioè il ruolo, la funzione storica di questi partiti era quella di perequare maggiormente quello che, come dire, era il frutto di una società industrializzata capace di accumulare ricchezze enormi. Quindi quei partiti nascevano, al di là poi della rivoluzione, la rivoluzione russa, eccetera, l'elemento centrale era, nascevano quei partiti per redistribuire in qualche modo a chi la stava producendo anche una parte di quella ricchezza prodotta. Questo era lo scopo dei partiti di sinistra e dei sindacati. Noi che cosa vediamo? Che la nascita di queste democrazie a premierato sono concomitanti col progressivo indebolimento della funzione storica di queste forze che erano nate con una funzione storica precisa e che non fanno fatica, non hanno avuto risposta, non hanno saputo dare risposta a un mondo che gli è cambiato sotto gli occhi e se devono affrettare a dargliela questa risposta. Quello che io vedo è che il fenomeno della globalizzazione ha fatto perdere le coordinate a questi partiti, a queste forze. La possibilità di spostare, di muoversi, spostare forze, energie, risorse da parte del capitalismo, da parte chiaramente rende difficile qualsiasi battaglia o lotta che vada verso un tentativo di redistribuzione delle risorse prodotte. Quindi c'è un disorientamento, a mio avviso, a cui occorre fare fronte il più presto possibile, perché altrimenti questi processi, di sempre più concentrazione, di potere nell'esecutivo soprattutto, e quindi un'unica persona, sarà un processo inarrestabile. Io lo vedo appunto come contemporaneo all'impossibilità, all'incapacità di quelle forze che erano nate esattamente per opporsi a questo, per dare delle risposte all'impoverimento delle masse, eccetera, lo vedo in difficoltà. In questo senso ci vedo un po'. Matteotti, molti interventi parlamentari di Matteotti erano sempre in questa direzione, dell'equa distribuzione delle ricchezze in varie forme, la scuola, le infrastrutture, eccetera, ma andava sempre in questa direzione. Forse manca, non so, forse in questo momento, io sono uno storico, non posso, posso vedere le cose come le vedete voi, a me sembra che quello che sta venendo a mancare è la capacità di forze politiche e sociali che erano nate con questa funzione storica che faticano a mantenere questo ruolo. Grazie per queste ultime parole che chiudono in qualche modo la serata. Io ti ringrazio a nome di tutti perché è stata una bella lezione di storia, ci hai raccontato Matteotti, ci hai raccontato il delitto Matteotti, hai aggiunto molte cose che non sapevamo e il consiglio a tutti è quello di leggere questo libro, Il delitto Matteotti, un libro che si legge su un sacco di oltre documenti. Carani questa sera ne ha citati molti, ma c'è anche un'interpretazione e restituisce a questa figura l'importanza che merita. Noi teniamo molto a Matteotti anche perché è un grande italiano, antifascista. Non è stato molto ricordato in Veneto, ma anche da piccola patria veneta è stato anche un grande Veneto, anche se è un Veneto che non è il Veneto di oggi, non è il Veneto dove viviamo, ma un Veneto un po' particolare, il Veneto che assomiglia un po' di più all'Emilia, un po' di più all'area rossa,
ma è stato un grande italiano e ti ringraziamo di essere venuto questa sera a raccontarci alcune cose su Consentimi di ringraziare il pubblico, Sì. consentimi di ringraziare il pubblico, la pazienza, l'attenzione con cui ci siamo incontrati. Ecco. Mi fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere. Ti ringrazio. Grazie. Abbiamo terminato questo quarto incontro che abbiamo fortemente voluto annoiarlo, ma penso che ne sia valsa la pena. Non è l'ultimo incontro di questo ciclo, perché il ciclo continua in realtà legatosi a un altro ciclo che ricorda la Resistenza. Il prossimo ultimo incontro si terrà il 13 maggio, parleremo stavolta di guerra partigiana con anche due storici, Filippo Fuccardi e Santo Peli, e lo faremo all'interno di un'altra rassegna che inizia proprio domani sera, il 9 aprile, ricordando la figura di un'altra figura importante a noi molto cara, che è Tina Anselmi, la partigiana ministra. L'appuntamento è per domani sera al Centro Ricreativo Anziani alle 20:45 e all'interno di questa rassegna il vento fischia ancora e ci sarà l'ultima puntata di questo ciclo e domani ricordo per tutti l'appuntamento al Centro Anziani. Questo legame ideale non finiamo mai ovviamente di imparare da questi momenti. Grazie a tutti, buona serata.